Ars Lab è aperto all'Arsenale, uno spazio nella palazzina di comando che diventa un vero e proprio luogo di incontro aperto a tutti, cittadini, associazioni, ordini professionali e portatori di interesse, sia pubblici che privati, che desiderano contribuire a delineare una visione strategica per lo sviluppo della città. C'è una domanda su quel flyer che abbiamo visto oggi in conferenza stampa: come vorresti la tua città fra 20 anni? Si prova magari a dividere il problema o comunque la domanda in 4 tappe importanti, 4 eventi particolari di un arsenale che sappiamo essere sempre aperto, insomma, è a disposizione della cittadinanza. Sì, è a disposizione della cittadinanza, tra l'altro apre proprio tutti i giovedì dalle 9.30 alle 13.30 e venerdì dalle 15 alle 19, perché non deve essere uno spazio aperto solamente in determinati eventi, in determinate occasioni in cui si fa condivisione con la città, quelle che sono le pianificazioni, le idee sulla mobilità, le idee sulla pianificazione urbanistica, uno spazio appunto che è a disposizione dei cittadini perché con l'amministrazione insieme si possa dialogare, si possa parlare con la stessa lingua e quindi confrontarsi sul piano delle idee e sul piano della pianificazione. Un'occasione importante sia per noi amministratori di poter spiegare alla cittadinanza e a tutte le persone che in questo momento si possono anche avvicinare in maniera costruttiva a quelle che sono le idee di pianificazione della città, ma anche un'occasione per i cittadini per conoscere quelle che sono le idee progettuali per la nostra città. Ars Lab è un luogo a disposizione per riflettere e confrontarsi sui cambiamenti infrastrutturali e urbanistici che investono la città, l'ambiente e la sua tutela, le aree dismesse e la loro rigenerazione. Ha quindi come primo compito quello di informare sulle trasformazioni della città, essere una specie di sportello sempre aperto che aiuti a capire la complessità del fenomeno urbano e a viverla nel miglior modo possibile, ma anche essere parte di questo processo con il confronto e il dialogo. Non è una mera vetrina dei progetti in atto, ma un generatore di idee per affrontare le sfide del futuro.